Salve a tutti e benvenuti su Birichina TV per un nuovo appuntamento con il telegiornale di Telenutria. Ma prima di dare la linea al TG, vediamo insieme i programmi del giorno. Subito dopo il telegiornale andrà in onda un incredibile documentario su una coppia di contadini vicentini sposati da 50 anni, che da sempre allevano pecore e mucche, intitolato Mila e Piero, due cuori nella concimaia. Successivamente il film vietato ai minori di 18 anni, Johnny Stai Kino. Ma ora vediamo insieme i titoli principali del nostro fantasmagorico telegiornale. Chi cambia canale è uno sciocco. Rivoli. Il gioco era molto semplice. Bisognava colpire gli altri concorrenti correndo senza vedere niente. Boato spaventoso. Gropparello. Questa ragazza voleva arrampicarsi sull'albero, ma il ramo si è spessato, facendola cadere come un pero marcio. Dolore fotonico. Questo signore di Molinella voleva velocizzare il lavoro di eliminazione delle foglie, ma ha dato fuoco a tutto il giardino, alla casa e anche al quartiere. Casalmaggiore. Aveva appena finito il corso di golf, ma qualcosa gli è sfuggito. Epica figura da ebete. Andalo. La scommessa era di riuscire a saltare il cartellone pubblicitario, ma ha perso scommessa e gioielli di famiglia. Langhirano. Si stava esibendo davanti a un folto pubblico, ma aveva le mani unte ed è scivolato via, colpa di mortadella e frittura mista mangiate precedentemente. Brutta esperienza per questo giovane di Comacchio che voleva saltare la ringhiera, ma ha fatto i conti senza l'oste. Apparato riproduttivo completamente maciullato. Ortisei. Aveva appena terminato la prima lezione di sci. 20 euro buttati via. Codogno. Si stava allenando in palestra, ma i pesi erano eccessivi. Spaccando uno specchio di 6 metri quadrati, si è assicurato 43 anni di sfiga. Questa signora di Malcesine voleva evitare di sporcarsi le scarpe, ma alla fine è scivolata ed è dovuta entrare nella lavatrice per pulire scarpe e vestiti. Voghera. Durante l'allenamento, questa ballerina di lap dance è caduta e con il palo ha spaccato TV e microonde. E anche per oggi è tutto dal vostro telegiornale preferito. Vi ricordo che potete seguirci anche su YouTube nel nostro canale Telenutria oppure su Facebook agli indirizzi in sovraesposizione. Vi aspettiamo la settimana prossima con dei nuovi episodi di Telenutria. Buona continuazione!